Tutto è pronto a Nuoro per la 18ª edizione del Trofeo Cross Nuraghe Ugolio, in programma domenica 20 gennaio. La gara è valida come campionato provinciale individuale per le categorie ragazzi e ragazze, cadetti, allievi per le categorie junior, promesse e senior over 35. Una competizione ideata e organizzata dalla Società Amatori di Nuoro in collaborazione con l'agenzia Forestas che gestisce la pineta di Ugolio, uno spazio verde divenuto una palestra a cielo aperto in cui i nuoresi tutti i giorni praticano sport. Anche l'arena in cui si svolgono importanti manifestazioni agonistiche, a cominciare dal cross Nuraghe Ugolio o la goliardica sfida estiva Corri per il Porcetto. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina in municipio nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti l'assessore allo sport Rachele Piras, il presidente dell'Amatori Nuoro Tonino Ladu e i dirigenti del sodalizio Luigi e Pierpaolo Stefanopoli e Mario Bitti. La gara è il supporto del CONI provinciale, dell'ACS e del comitato regionale della FIDAL. Il ritrovo delle giurie degli atleti è fissato per le 9:30. Per ogni gara verrà fissata una classifica di categoria. Il tracciato inoltre avrà una lunghezza differente a seconda della categoria degli atleti. Si va dai 300 metri degli esordienti e 4.500 per le donne e 6.000 metri per le categorie junior, promesse e senior master. Il percorso è impegnativo e probante per gli atleti che si cimenteranno nell'impresa, ma che dà sempre tante soddisfazioni a chi lo completi. Sono attesi atleti da tutta la Sardegna, a dimostrazione del fatto che il Cross Nuraghe Ugolio rimane una delle gare più attese del panorama podistico isolano.